Togliete l'audio. Buonasera a tutti gli amici di FVG Sport Channel, BHTV e benvenuti, anzi bentornati a BH Motorsport. Oggi è l'ultima puntata di questa stagione, di questa prima stagione della nostra trasmissione e chiudiamo in bellezza, ma l'ospite lo teniamo per ultimo perché, come si suol dire, il dulcis è sempre in fondo. Prima di tutto salutiamo il nostro regista Francesco Tonizzo che dall'alto ci controlla e ci permette di essere in onda con voi. Ormai si è conosciuto così Stefano, il commissario del BH, Stefano De Marco. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. E guarda, ti lascio a te l'onere e l'onore di presentare il nostro splendido ospite di stasera. È proprio un onere, perché questa sera parliamo di, lo vedete qua con noi, parliamo di Claudio De Cecco. Lui è uno dei massimi esponenti del realismo, se non forse il massimo esponente del realismo friulano, già adesso mi correggerà sicuramente, ma parliamo credo di 30, quasi 40 anni, Claudio? Quanti anni è che corre? Innanzitutto buonasera a tutti. 33. 34. 86, ecco. 1986, quindi quest'anno sono 34 anni. Scusatemi, io ho però già una domanda da fare a Daniele Murano, più che altro. È possibile che Stefano De Marco non si sbilancia mai? Io non voglio capire. Vai, non è incredibile. È il più grande in assoluto. Perché pensa che se facevo io la presentazione di Claudio, dicevo abbiamo il decano, però magari fa brutto dire decano perché dopo ti do più anni di quelli che hai, Claudio, ti chiedo scusa, però è il rally in Friuli Venezia Giulia, perché non si può dire altrimenti. Grazie. Insomma, allora diciamo che possiamo dire che Claudio nei suoi anni migliori è stato il miglior pilota privato in Italia. Questo lo possiamo dire perché la storia lo racconta. Insomma, dai, così va meglio, mi sono sbilanciato un pochino di più. No. Ora, io prima di dare la parola a Claudio, oltre a ringraziarlo di essere qua con noi nel nostro piccolo angolo di motorsport all'interno di FVG Sport Channel, vorrei salutare Franco Savio, che lo vedo in collegato con noi in diretta e che ci sta guardando. Grande Franco. No? E poi ripeto, io ti ringrazio di essere qua con noi perché è un onore per questa trasmissione avere un personaggio come te. Grazie. Credo che in Friuli Venezia Giulia, quando si pensa al rally, il primo nome che ti viene in mente nella sua storicità è il tuo. È inutile stai tanto a raccontarlo. È un piacere anche per me, insomma, essere con voi. Poi adesso abbiamo il nostro commissario che penso che abbia una lista di domande per farti parlare con noi, che se la prepara da 2 settimane. Esatto, sì. Sì, perché lo scorso fine settimana ci sono state due gare importantissime per Claudio. Come pilota, perché ha corso il Rally di Scorzè con insomma un'ottima prestazione. Dopo ci racconterà anche un piccolo aneddoto. Io l'ho chiamato e ho detto: beh, Claudio, è andata bene. Lui mi ha detto no, mi ha detto ni. Ok, già meglio. Cavolo, sì, sei nei primi 10, sì, però potevo fare di meglio. Ok, va bene, dopo ci racconterà il perché. E dopo perché è iniziata la sua avventura con quello che attualmente
in Friuli è il miglior pilota che possiamo avere, ed è insomma un pilota a livello italiano e internazionale, che parliamo di Luca Orsetti, che si è unito alla Friul Motor da Rally di Alba di questo fine settimana. Vediamo adesso cosa ci dice Claudio in merito ai due eventi. Beh, vado in ordine a come l'hai posto tu. Allora, niente, il Rally di Scorza purtroppo, non so se un po' per l'età, ho avuto un problemino. Il sabato avevamo lo shakedown, che praticamente è dove si va a provare le macchine. E dopo il primo giro di shakedown, purtroppo hanno bloccato la prova perché un altro concorrente aveva capotato, quindi è rimasta ferma 45 minuti ed eravamo a 39 gradi e sono rimasto fuori dalla macchina a 45 minuti con la tuta senza, ho tolto il casco e non c'era un filo d'ombra da nessuna parte. Penso che sia stata quella cosa lì, perché dopo ho fatto altri 3 giri e finito, diciamo, non riuscivo a recuperare le forze e mi sembrava strano perché mi sentivo una cosa strana, anomala, insomma. A quel punto lì in parco assistenza c'è sempre un'ambulanza e sono andato perché ero convinto che probabilmente avevo la pressione bassa, insomma, per via del caldo. E invece nell'ambulanza mi hanno trattenuto più di 20 minuti e a un certo punto il medico di gara mi ha detto: guardi, signor De Cecco, noi non possiamo lasciarlo andare via così perché è 20 minuti che ha i battiti a 120 e quindi deve fare ulteriori accertamenti e deve andare in ospedale. E quindi sono andato in ospedale a Milano. A quel punto lì mi hanno fatto entrare subito, mi hanno prelevato il sangue, mi hanno fatto un elettrocardiogramma e, morale della favola, tutti gli esami erano a posto e la dottoressa che mi ha seguito lì in pronto soccorso mi ha detto che probabilmente la diagnosi è stata un iniziale colpo di calore. Quindi praticamente mi ha consigliato di andare in albergo, insomma, di stare al fresco. E alla mia domanda se secondo lei dovevo correre l'indomani, mi ha detto: io non ho controindicazioni. Ovviamente lei si deve sentire, sicuramente non sarà in piena forma fisica dopo questa cosa. Infatti l'indomani ho deciso di partire, però insomma ho mantenuto sempre un ritmo abbastanza basso e quindi non ho fatto la mia migliore prestazione. Sono arrivato in fondo anche perché avevo un debito con quella gara lì, perché 2 anni fa ero in testa alla gara e sono andato in un fosso, perché lì è una gara molto particolare, tutta pianeggiante, una piccola sbavatura, infatti non ho fatto danni alla macchina, però purtroppo sono rimasto in questo fosso e non sono riuscito a ripartire. L'anno scorso ho ripetuto sempre gli Scorzè, ero terzo assoluto e all'ultima prova speciale sono andato nel fosso un'altra volta, quindi sempre senza fare danni, e quindi quest'anno perlomeno volevo assolutamente finire la gara e l'ho finita, quindi ho sfatato anche il Rally di Scorzè. Diciamo che avevi un conto aperto con Scorzè, dai. Esatto. Sì, c'è stato quel frangente, insomma, dall'ambulanza quando il dottore mi ha detto Sala, non posso lasciarla andare via, insomma, che ho detto, insomma, alla mia età magari no, è meglio approfondire. Invece in realtà ma Claudio, permettimi di darmi del tuo, certo. non è alla tua età, bisogna avere, va bene essere piloti, ma bisogna avere anche un po' di testa. Cioè, io porto l'esempio, ad esempio, che parlavamo con Stefano questa mattina di Marc Marquez, che ha pensato bene di andare con una placca di titanio nel braccio a tentare di fare una gara e l'ha dovuto rioperare ieri perché la placca si è spostata. Bisogna avere anche un minimo di sentimento, come si dice in Friuli. Sì, diciamo che domenica mattina erano tutti propensi, compenso il mio navigatore, di non partire, perché io invece in realtà volevo comunque partecipare alla gara. Ero certamente dopo che il pronto soccorso mi ha detto che non c'era niente, cioè, no? Che quindi l'elettrocardiogramma era a posto, era tutto a posto, e probabilmente questo colpo di calore che insomma effettivamente il sabato erano 39 gradi, quindi era pesante la cosa, insomma.
Mentre per quanto riguarda la seconda domanda, quella che riguarda Rossetti, sì, abbiamo fatto un'ottima gara perché Rally di Alba era la prima gara del campionato italiano WRC. Hyundai aveva deciso di partecipare con i suoi piloti del campionato del mondo, no? Quindi praticamente Hyundai aveva radunato la bellezza di 18 vetture. C'erano i piloti ufficiali, c'erano le junior team, che sono tutti giovani che tiene sott'occhio, diciamo, la Hyundai, e noi eravamo con Luca Rossetti. Siamo arrivati quarti assoluti, i primi 3 erano 3 piloti ufficiali Hyundai, e quindi sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara, anche in ottica del campionato italiano WRC, perché alla fine Rossetti praticamente ha fatto il primo dei piloti italiani, e quindi è stata un'ottima gara. Noi avevamo già avuto un'esperienza con lui 2 anni fa, avevamo fatto delle ottime gare, avevamo vinto il Due Valli, avevamo vinto a Monza con 75 R5. L'anno scorso stavamo per chiudere per fare il campionato italiano, ma alla fine, insomma, è arrivata un'offerta a Luca Rossetti da parte di Citroën Italia, e quindi è saltato il progetto, e adesso ci siamo ritrovati anche con la partecipazione, diciamo, con un contributo di Hyundai, e vediamo, speriamo, insomma. Ovviamente quest'anno è una stagione un po' strana, un po' particolare, perché le gare sono più corte, quindi ci sarà meno possibilità di sbagliare. Vedremo. Sicuramente non sarà facile, perché nel campionato italiano WRC corrono le WRC, mentre Rossetti usa una R5 che, diciamo, ha meno cavalli rispetto alla WRC, però lui sicuramente è un ottimo pilota, e quindi speriamo bene. Beh, però alla fine le ha tenute tutte dietro le VRC, Claudio, da quello che ho visto dalla classifica, diciamo, insomma, non ce n'era una. Detta anche da lui, ovviamente il Rally di Alba è una gara che si corre un po' in collina, e quindi, diciamo, l'R5 paga meno rispetto al WRC. La prossima gara sarà San Martino di Castrozza, e Rossetti è un po' più preoccupato, perché dice, ovviamente, essendo tanti dislivelli, paghi di più il fatto di avere una macchina che ha 40 cavalli in meno dei tuoi concorrenti. Però, insomma, vedremo. Sicuramente, insomma, intanto siamo partiti col piede giusto. E la Friul Motor, Daniele, è impegnatissima anche in Slovenia, perché con Rock Tour e Blanca affrontano il campionato sloveno, sempre su Hyundai R5, che R5 è la classe della vettura di appartenenza, che anche lì, insomma, stiamo andando molto bene, Claudio. È stata una bella gara domenica fa. Noi siamo, diciamo, rappresentiamo la Hyundai Slovenia, cioè l'importatore della Slovenia come Hyundai. Abbiamo anche il supporto della Hyundai Motorsport, quindi siamo, diciamo, i concessionari per quanto riguarda la rappresentanza in Slovenia, e quindi l'anno scorso abbiamo vinto il campionato con Rock Tour. Quest'anno siamo partiti con Rally Belenie, eravamo in testa alla gara fino a 2 prove dalla fine, poi purtroppo ha avuto un problemino, si è spenta su un'inversione e non è riuscito a riaccenderla subito, insomma ha perso la gara, però l'ha vinta un pilota ungherese che non partecipa al campionato sloveno, quindi comunque ha fatto, diciamo, il primo per quanto riguarda gli sloveni. Anche lì c'è un po' di trambusto, perché nelle ultime settimane sono saltate 2 gare, il Rally Nova Gorica, che era tra l'altro la gara più titolata, poi è saltato il Rally Vipasca Dolina, che doveva essere il 20 di agosto, l'altra a metà settembre. Tutte e 2 per il problema del Covid, insomma, hanno deciso di non fare la gara, e quindi il campionato, se si riuscirà a farle tutte, da 8 gare passerà a 6. Però, insomma, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Ma se provo a dire che ogni gara che si riesce a fare è ben accetta, perché viste le premesse che c'erano 3 mesi fa, cioè, qualunque gara si faccia ben venga, anche se perché io mi ricordo quando sotto lockdown abbiamo iniziato io e Stefano, anzi Stefano ed io, è diverso, questa trasmissione, e gli ospiti che abbiamo avuto
erano abbastanza pessimisti sulla stagione del rally e delle corse in generale. Adesso che qualcosa si muove, si riesce a fare qualcosa, è tutto grasso che cola, tra virgolette. Sì, sicuramente, ovviamente è una stagione molto complicata, no? Perché noi siamo ripartiti 15 giorni fa dopo praticamente 6 mesi di pausa, perché i rally gennaio e febbraio non ci sono rally, a parte il rally Monte Carlo nel mondiale. Diciamo il grosso della stagione parte a marzo, tutti i campionati partono a marzo. Noi siamo riusciti a fare una gara a fine febbraio, poi c'è stato il lockdown. A quel punto lì avevamo già concluso un accordo, eravamo già pronti per partire per il Rally dell'Azore con Tempestini per disputare il campionato europeo. Poi con il lockdown gli sponsor non li hanno riconfermato, quindi non se ne fa niente. Complicata la cosa, perché noi siamo stati 6 mesi fermi, cioè totalmente fermi, quindi adesso cerchiamo di fare il meglio e il più possibile da qui alla fine dell'anno, però insomma tutte le gare sono state accorciate per cercare la gestione è un po' complicata, perché non si può entrare, il pubblico non può esserci, né ai parchi assistenza, però insomma andiamo avanti e vediamo le cose positive e speriamo che insomma passi. Infatti Claudio, volevo chiederti questa cosa qua, tu che, anzi a tutti e due lo chiedo perché siete ben più informati di me, ma leggevo di tante polemiche che ci sono state nei rally che sono stati fatti in questi giorni sul discorso che hai detto anche tu adesso sul parco assistenza chiuso, non si può dare assistenza, che anche i piloti e alcune scuderie si sono lamentate parecchio di queste restrizioni che sono state imposte dagli organizzatori. Sì, allora, ovviamente adesso la cosa è molto complicata, il pubblico non può entrare in parco assistenza. Hanno cercato di fare, cioè praticamente per eliminare le verifiche fai tutto via telematica. Però una cosa che non hanno tenuto in considerazione è che come il rally di Scorzè, diciamo è un rally di Coppa Italia, quindi ci corrono dei piloti privati, cioè della gente che durante la settimana lavora. Cioè io ho visto che il mio direttore sportivo qui, che è mio figlio, ha perso 3 giorni solo per riuscire a registrarsi, insomma, no? Quindi è molto sofisticata la cosa. Poi in realtà in gara arrivavamo lì, tu per entrare hai questa carta di ti misurano la febbre e se non sei registrato non puoi entrare, e in parco assistenza entrano solo 8 persone per macchina più l'equipaggio. Non lo so, cioè anche in prova speciale, ovviamente i rally si svolgono all'aperto, no? Cioè, quindi però in realtà è vietato al pubblico. Sì, abbiamo visto qualche video in cui c'era comunque del pubblico, perché comunque non riesci a bloccare la gente. Cioè uno che abita, ad esempio, sulla prova speciale o che è proprietario, come si diceva in altre puntate di BH Motorsport, che è proprietario del campo, del prato che è vicino alla prova speciale, chi gli può vietare di andare lì a vedersi la gara? Cioè nessuno. Magari... ovviamente il rally non è uno stadio che tu chiudi le porte e non fai entrare più. Agli accessi. Tutto secondo si svolge su una strada, cioè non è che è raro che tu vedi assembramenti di centinaia di persone, insomma, bastava dire è stata a 2 metri di distanza, no? Sì, però queste sono le regole. Ho visto qualche video lì sia di Alba che di Scorzè, comunque il pubblico era distanziato, giustamente, anche per non rischiare di far interrompere le gare, perché interrompere una gara in questo momento vuol dire rischiare di far chiudere tutto quello che è il movimento, per una stupidaggine, insomma. Come abbiamo visto in Friuli, molti organizzatori hanno scelto di non fare la gara perché era troppo complicato, insomma, e il pericolo ovviamente di non avere concorrenti, di non avere il sostegno economico delle iscrizioni e quindi rischiare anche di andare a rimetterci dei soldi, e quindi hanno scelto di non fare le gare. Esatto, purtroppo è successo anche questo, sì, ma era prevedibile, dai Claudio, cioè, non è semplice organizzare una gara, non è semplice neanche andare a correre. Infatti allo stato attuale
mi sembra che ci sia solo la Cividale Castelmonte, forse. Esatto. Noi abbiamo avuto ospite Mauro. organizzatore che ha detto che magari un posticipata magari qualche settimana, ma la loro intenzione è quella di farla, appunto, in un modo o nell'altro. È ovvio che l'organizzatore, se proibiscono al pubblico di andare, che nel caso delle salite paga il biglietto, è difficile anche sostenere i costi della gara, no? Sì. Quindi insomma è una situazione complicata per tutti, no? Sia chi sta dalla parte dell'organizzazione, diciamo citando il direttore di questa televisione, adesso è un campionato da eroi, cioè organizzare delle gare adesso veramente ci devi credere perché difficilmente i conti tornano, però sa da fare. Fortunatamente c'è qualcuno che è disposto a rischiare e quindi qualcosa. Ma penso che questo valga anche per una scuderia come la tua. Mettere in pista le macchine in questo momento qua è perché vuoi andare, perché non so quanto. Non voglio né fare né i conti né niente, ma non so quanto ti possa convenire in questo momento. Noi è una situazione molto complicata, perché dico pure, all'inizio dell'anno avevamo la prospettiva di fare determinati programmi, stavamo valutando di prendere una macchina perché ci serviva, quindi andavamo ad aggiungere una vettura in più, dovevamo fare il campionato europeo, avevamo molte prospettive. Oggi c'è rimasto quel poco e cerchiamo di, no? Non abbiamo preso la macchina, cerchiamo di resistere. Eroi, cioè, ci sono gente come voi. I costi dell'azienda ci sono, i dipendenti, quindi non è una situazione facile. C'è bisogno di gente che mette il cuore oltre l'ostacolo, diceva qualcuno, e andare avanti per dare un minimo di normalità e cercare almeno di arrivare alla normalità. No? Ma Daniele, posso cambiare discorso? Puoi fare quello che vuoi. Così, la butto lì. No, cioè, dai un'occhiata dietro le spalle di Claudio. Cioè, guarda un po' che foto ci sono. Cioè, quante foto ci sono. Stavo guardando prima, stavo guardando. Ricordi che abbiamo... Se Chicco mette Claudio in primo piano, così tutti vediamo in grande le foto dietro. Esatto. Ti ricordi che abbiamo fatto qualche puntata sulle prove speciali del Friuli? No? Le varie prove speciali, abbiamo parlato della Carnia, abbiamo parlato del Biancavallo e di tutte le prove lì del Pordenonese, alcune delle prove Eccolo qua Franco, che ci saluta. Un grandissimo saluto a Franco che ci segue sempre. Volevo dire, parliamo allora anche di quello che è stato per un breve periodo, ma è stato un gran bel rally, che è stato il rally della Sedia. Ci sono nei dintorni di Manzano, zona che Claudio conosce benissimo, ci sono un sacco di prove speciali che sono stupende e che lui ha percorso in lungo e in largo in ogni modo, facendo test, facendo gare. Magari Claudio ci racconta qualcosina in più di questa gara che è scomparsa già da un po' di anni. Ma allora, il rally della Sedia era nata, diciamo, da una mia idea, perché a quei tempi andavo a correre, ho fatto vari anni la Mitroppa, e in Germania e in Austria avevano l'abitudine di fare le prove miste, no? Quindi facevi nella stessa prova speciale dei tratti di asfalto e anche dei tratti di terra, e soprattutto loro usavano molto, diciamo, le prove a circuito, cioè praticamente tu avevi un percorso di 5 km, lo ripetevi 3 volte e da lì poi usciva una prova che quella era una cosa che in Italia anzi era vietato le gare, o le gare dovevano essere in terra o dovevano essere in asfalto. Questa non la sapevo. E da lì partì l'idea del rally della Sedia, mi appoggiai alla scuderia Friuli, perché io non ho mai fatto l'organizzatore, quindi era un'idea, e da lì è nato il progetto di fare questo rally della Sedia, che ci fu dato come gara sperimentale. Anzi, fui là, diciamo, per le future rally ronde, perché in quella volta non esisteva
in ronde che una prova speciale si ripete. E quindi è stata un'esperienza, perché la prova, ti ricorderai, era mista terra-asfalto. Poi dopo un paio d'anni devo dire che ho capito che non faceva parte non era un mio piacere partecipare all'organizzazione, perché era un mondo che preferivo fare il pilota, insomma. Ok. A quel punto lì, diciamo, non impegnando più in prima persona per sostenere, per cercare, no, i finanziamenti per fare la gara, era lì andato, diciamo, a morire. Per quanto riguarda le prove speciali che abbiamo in Friuli, insomma, da quel lato lì penso che abbiamo sicuramente fra le più belle prove speciali d'Italia, no? Cioè, basti pensare al Piancavallo, al Monterest, il Pura, insomma, strade sono veramente belle in Friuli. Anzi, Monterest è sempre stata considerata ai tempi una delle più belle prove speciali del campionato italiano assoluto. Io ho l'onore di avere il record, tra l'altro, sul Monterest. In tanti anni di Piancavallo il passaggio più veloce l'ho fatto io nel 2003 con la 206 VRC, che sono andato sotto i 16 minuti per fare 22 km di Monterest. E quindi quella è una cosa che mi rimane, no? proprio piano non andavi, così mitica, sapere di essere quello che ha fatto il record con il miglior tempo, insomma, fa molto piacere. No. Ecco, E poi ecco, Claudio, no, ma lui arriva a fare male. Però dammi un secondo. Scusa. Devi fare una domanda, Checo? No, ho un aneddoto sul Monterest. No, volevo chiedere solo un attimo a Claudio, perché poi magari sarà Stefano in separata sede a elencarti tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questa prima stagione di BH Motorsport, ma una cosa che a me ha fatto veramente piacere da un lato e dispiacere dall'altro è che tutti, e tu compreso adesso, avete sostenuto che le prove speciali e i rally che il Friuli Venezia Giulia può vantare e offrire sono fra i primi posti nel panorama italiano, però non sono spinti a dovere a livello mediatico, a livello di comunicazione anche sia in Italia che in Europa. Eppure di prove speciali e di rally ce ne sono veramente, il Friuli è abbastanza patria di questa disciplina. Sì, no, ma allora è ben vero che noi, cioè, dipende anche, cioè, sicuramente le strade sono belle, però se andiamo a vedere il campionato del mondo e se andiamo a vedere le caratteristiche che deve avere un pilota per arrivare all'apice, nel campionato del mondo prove speciali come a Monterest non ce n'è, perché varcate le Alpi le gare sono tutte molto più veloci. No? Quindi è ovvio che noi, cresciuti su queste strade qui, pensiamo che questo sia il meglio. Quando vai a correre all'estero ti rendi conto che, cioè, le gare che io andavo in Germania e in Austria c'erano prove speciali con 100 all'ora di media che per noi in Italia era follia pura, no? Però in realtà abbiamo visto che adesso il mondiale è frequentato da piloti estoni, polacchi, no? Cioè, e quindi sotto quell'aspetto lì è ovvio che le strade sono belle. Il Rally di Piancavallo è stato per moltissimi anni una delle più belle gare del campionato europeo. Io ero ancora un tifoso che andavo a vedere Franco Savio, che andava veramente forte, no? E quindi eravamo tutti gasati ad aspettare. E ci ha raccontato di quegli aneddoti su Piancavallo, Franco Savio, delle ultime puntate. 10 anni da spettatore a Piancavallo, il mio sogno era fare Piancavallo, cioè, quindi moltissimi come me sono cresciuti andando, cioè, o hanno preso questa passione. Dove ci sono le gare ovviamente nascono anche dei futuri piloti, perché sì, è inevitabile, no? Cioè, io mi rendo conto che quando vado a Belluno, che ho vinto 4 volte il Rally del Bellunese, anche se torno dopo 20 anni, si ricordano sempre, no? De Cecco che ha vinto il Bellunese. Quindi quando ci sono le gare nascono anche degli appassionati e magari dei futuri piloti. Di De Cecco
No, per dirti di quanto De Cecco sia nell'immaginario collettivo qui in Friuli Venezia Giulia, e non solo, ma specificando e contestualizzando Friuli Venezia Giulia, quando io ho preso la patente e iniziavo a guidare, chiaramente i primi anni, diciamo, non ero così esperto, non lo so neanche adesso in realtà, ma diciamo i primi anni facevo fatica. E allora, siccome spesso nella mia famiglia siamo abituati a si va a testa bassa e se funziona va bene, se no pazienza, mio zio mi ha portato sul Monte Rest, sulla strada lì, dicendomi, partendo da valle, siamo andati fino su e facevo queste benedette curve e mio zio, per spiegarmi come fare, mi fa: De Cecco fa in questo modo, cioè la curva a 60 gradi oppure a 90, devi fare come De Cecco. E questo era il mio battesimo di fuoco come pilota, capisci? Quindi sono stato abbastanza, diciamo, mi hanno inculcato il modo di guidare di De Cecco. Ecco, questo sono io. Volevo raccontare questo aneddoto per farti capire quanto mi faccia piacere avere Claudio qui stasera. Beh, Claudio è stato anche istruttore, quella volta era ACXI, adesso AC Sport, e quindi lui insegnava ai giovani piloti a pilotare nei rally, a guidare proprio. Se non... La scuola federale della federazione, per dire la verità, io partecipai a una gara al Motor Show e vinsi questa gara. Il premio era praticamente un corso alla scuola federale, che io avevo già 30 rotti anni, no? Avevo già vinto tante gare, però insomma a quel punto lì c'è sempre qualcosa da imparare, visto che anche perché il corso federale aveva un certo costava, insomma. E decisi comunque, visto che l'avevo vinto, ho partecipato come allievo. E i miei, diciamo, istruttori in quel momento lì erano Balestrieri, pilota Lancia, no? E Alex Fiorio. Feci il corso con altri, diciamo, partecipanti. A fine corso mi convocò il direttore della scuola e mi disse: allora, visto considerato che sei stato il più veloce in tutte le situazioni, perché tu durante la settimana non sai che loro ti cronometrano, no? Quindi sia con la macchina piccola sia con io vorrei che tu, se vuoi, ti faccio diventare istruttore. Quindi praticamente da allievo sono passato direttamente istruttore. Fatto salto triple, hai fatto. Purtroppo erano gli anni che facevo il maggior numero di gare e quell'impegno lì voleva dire, perché il corso durava una settimana, e quindi ho fatto un po' di corsi e dopo ho dovuto fare una scelta e dire: guardate, non riesco a far tutto, insomma, no? Però sono stato anche istruttore federale settore rally. Però a me piacerebbe sapere se piloti si nasce o si diventa. Cioè De Cecco nasce Claudio De Cecco, è diventato Claudio De Cecco? Ma secondo me quello è quello, cioè sicuramente devi avere certe doti di natura, poi le doti magari vanno affinate, cioè ci sono vari tipi secondo me di piloti, ci sono piloti che magari sono molto più dotati di natura e magari un po' meno, no, non sono costanti nelle prestazioni, no? Cioè, non so, faccio il primo esempio che mi viene in mente, anche se potrei sbagliare, ma insomma Michi Biasion, che ha vinto quel mondiale che ha vinto, non era un velocissimo, ce n'erano dei piloti magari anche più veloci di lui, però lui è stato uno costante, che ha avuto una crescita costante come impegno e quindi ha vinto i mondiali che ha vinto. Ci sono stati tanti piloti molto dotati che però non sono riusciti a concretizzare, no? Quindi ci vuole anche l'impegno, la costanza, l'intelligenza cioè alla fine il risultato non lo ottieni con una singola prestazione su una prova speciale, ma lo ottieni con la costanza e senza fare errori. È ovvio che più corri e più affini è. Certamente devi avere, diciamo, le basi che ti dà la natura, insomma, no? Io ti faccio una domanda che secondo me mi accorgo che potrebbe essere scomoda, però insomma siamo qua per parlare fra amici. Come vedi il futuro degli piloti italiani nel rally? Cioè, vedi un futuro roseo oppure sei dubbioso sul fatto che
possano arrivare nuovi piloti e una nuova linfa italiana nel rally. Ma allora, diciamo, l'Italia non ci siamo messi benissimo, ma non per colpa dei piloti italiani. Come dicevo prima, lì volevo arrivare. C'erano o i francesi italiani o i finlandesi, insomma, no? Oggi invece nel campionato del mondo abbiamo il campione del mondo che è estone, abbiamo molti più paesi che sono cresciuti sotto l'ambito realistico, no? Ovviamente in Italia non si fa niente cioè non so, la federazione francese finanzia i giovani piloti, li sostiene economicamente per poter crescere. Infatti, a parte l'anno scorso, mi sembra che tra Loeb e Osé erano 15 anni o più, 20 anni che vincevano solo i francesi. Cioè l'Italia non fa niente per sostenere, hanno provato, ma sempre quelle cose un po', no, all'italiana, ecco, esatto. Devo dire che sono stati anche tantissimi anni, c'è stato un buco, cioè basti pensare che Paolo Andreucci, il campione italiano per 9 volte, l'ha vinto 2 anni fa, è classe del 65, quindi quest'anno ha 55 anni. Cioè, e quindi vuol dire che per un ventennio, cioè per scattare Andreucci ci vuole un giovane che gli stia davanti, no? Si vede che non c'è cambio, insomma. Adesso vedo molti giovani italiani interessanti, cioè ci sono gente che va forte. Adesso bisogna vedere se avranno il modo di potersi imporre, insomma, no? Perché purtroppo il rally o l'automobilismo è uno sport costoso e quindi hai sostentamenti riesci ad andare avanti, altrimenti sì, non puoi esprimerti, insomma. Vedo che ho una domanda, no? Tu hai detto domanda scomoda prima. La mia domanda però, conoscendo anche come lavorano le altre federazioni sportive italiane, e ho visto cose che voi umani non potete immaginare, la federazione non fa o non vuole fare, Claudio? Ma io non voglio entrare in merito, cioè nel senso non lo so quali, però dico sicuramente noi in Italia abbiamo gli stessi tesserati che avranno i francesi, no? Come mai i francesi investono dei soldi e gli italiani no? Questo non lo so. Sì, o perlomeno investono, ma in piccola parte rispetto ai francesi. Questo bisogna chiederlo alla federazione a Roma, insomma, no? Ma Stefano, adesso vienimi tu in soccorso perché non mi ricordo chi dei nostri ospiti l'aveva detto, che appunto parlando dei piloti, dei giovani che avrebbero bisogno, perché il motorsport è uno sport che costa, perché è inutile stare a nascondersi dietro un dito, correre in macchina costa, che parlava appunto la federazione dovrebbe fare una scuola per i piloti che meritano e portarli, finanziando la federazione, fino ad arrivare a un certo livello. Adesso mi ricordo chi era che lo diceva. Però potrebbe essere un'alternativa, sì, potrebbe essere la risposta a tutti i mali. Diciamo sì, che negli ultimi anni a fare la C-Sport, hanno fatto un team, hanno sostenuto Andolfi per un paio di stagioni nel mondiale, però insomma se uno deve crescere deve avere, cioè non deve preoccuparsi del budget, no? E devi dargli il tempo anche, cioè non è che uno va nel mondiale la prima stagione per dimostrare il suo valore, perché no? Bisogna avere il tempo quindi bisogna pianificare, se uno punta su un pilota giovane deve pianificare almeno 5 anni, insomma, per dargli la possibilità di crescere. Secondo me i piloti in Italia non mancano, cioè dovrebbe, certamente, insomma, è un po' complicato oggi nel mondiale, perché una volta era chiuso, diciamo, ma da quando hanno cominciato a correre anche piloti di altre nazionalità sono immersi, cioè c'è molta più concorrenza, diciamo. Quello che manca però, Claudio, vediamo se anche tu sei d'accordo su questa cosa, manca una marca automobilistica, manca una casa costruttrice che
si prenda in carico un giovane meritevole, perché ragazzi, anche qua in Friuli abbiamo ragazzi che vanno veramente forte, con macchinette fatte in casa o con macchinette a noleggio che insomma possono essere magari la migliore sulla piazza, però rimangono delle trappolette, insomma, che corrono in categorie minori, in classi minori. Ragazzi che vanno veramente forte non sono magari sostenuti da una casa costruttrice che li prende, riconosce il loro talento e li porta avanti dandogli quella che è una vettura competitiva, quindi una vettura che nasce direttamente dalla casa costruttrice, con cui possono farsi vedere dopo anche nel mondiale. Allora, ti faccio un esempio Hyundai, no? Visto che noi rappresentiamo la Hyundai. La Hyundai quest'anno ha creato un junior team e ha deciso di sostenere alcuni piloti giovani, Monster che è belga, Utunen che è finlandese, ma guarda caso non c'è un pilota italiano. No? Magari tramite la Blue Motor. La Hyundai insomma è coreana, quindi i piloti coreani non esistono, no? E quindi sostiene un belga, sostiene Lubé che è francese, però non sostiene nessun pilota italiano. Ma secondo me la Friul Motors in un paio d'anni riesce a mettere anche sostenere un giovane pilota italiano, dai. Speriamo. No? E che poi tra l'altro vai. Scusa. Avete notato la foto sopra la spalla destra di Claudio? Chi c'è? Sto cercando di capire bianca. La destra. La destra è quella sopra. Sì, no, sto guardando, ma non così a occhio. Aiutami. Quello lì è il signor Paolo Andreucci che ha corso con Claudio. No, quello lì sono io. Ah, sei tu? Non sì. È il... No, quella lì è la Paolo... URC con cui abbiamo vinto il campionato italiano con Andreucci. Ecco, pensavo fosse, io la vedevo piccola, chiedo scusa, pensavo che nella foto ci fosse Paolo. Metti gli occhiali, Stefano, metti gli occhiali. Ce li ho di là. Credevo che fosse Fernando Alonso, era lì che... No. Stiamo parlando del 2001, quando abbiamo portato a casa, diciamo, le prime Focus WRC che uscivano da Wilson, creiamo un team dal niente. I piloti erano Andreucci nel campionato italiano e io nel TRA, no? Quindi quelle foto che vedi dietro sono io nel TRA, e alla prima annata andammo a vincere il primo campionato di Andreucci, perché quello è stato il primo titolo italiano di Paolo, anzi quell'anno lì iniziò con Anna Andreucci, alternava lei e quindi da lì poi è nato il binomio Ucci e hanno vinto tanto da lì in poi, insomma. Però quello fu il primo campionato italiano vinto. Diciamo che il binomio poi è andato anche un po' oltre su altre cose. Sì, io ho iniziato a fare un po' il team manager, perché ci inventammo questo team dal niente e io avevo l'incarico, diciamo, di seguire, di creare, quindi decidemmo a gennaio di creare questo team, e quando il campionato partiva a marzo, quindi meccanici, tutta l'organizzazione l'avevo seguito io in quella volta, e al primo anno andammo a vincere l'italiano assoluto. E la sede, Daniele, l'avevano vicino al tuo ufficio? Sai? A Butri, vicino al tuo ufficio avevano la sede, sì. Sono andato, mi ricordo quell'anno erano i primi... Vicino a Cincerotto, dietro lo Story. Guarda, io lavoro nell'azienda vitivinicola che confina con Cincerotto, ma non posso dire il nome perché sennò è pubblicità. Ok. Quindi veramente un centimetro. Il mio primo è stato mio navigatore per tantissimi anni. Il mio primo approccio con il realismo è stato, oltre che con la scuderia con cui ho collaborato per un bel po' di anni, sono andato giù alla presentazione della Focus nel capannone di Claudio Butrio, e ho fatto un bel giro a vedermi le macchine, a vedere l'officina, a vedere tutto quello che era l'attrezzatura. Io ero
ero come un bambino che vagava nel parco giochi praticamente. Ma lo sarebbe anche adesso, Stefano. Sì, assolutamente sì. Perché il bello delle moto del rally è che anche se uno non gli piace, cioè se passa e sente il rumore di una macchina, si gira e va a guardarla. Giusto, Claudio? Io penso, io ho 57 anni, no? E quindi sarebbe anche ora, diciamo, che magari smettessi dopo 34 anni di gare, però purtroppo è una cosa che presumo che uno ce l'ha nel DNA, cioè non passa. Speravo che si affievolisse, no? E che magari è peggiorata, no? In realtà cioè, se ce l'hai veramente Claudio, è una cosa che non muore mai, insomma, la passione per le macchine, per i motori, no? È una cosa veramente che uno nasce probabilmente. Claudio, qua in Friuli abbiamo un esempio che è Gianni Marchiol, che arrivare come lui alla sua età a correre ancora, che ha smesso... Grande carattere, io l'ho sempre ammirato e l'ho sempre preso come esempio, perché veramente è una passione, una forza di carattere, cioè ha smesso di correre perché non gli hanno più rinnovato le licenze, perché a 80 anni non si può più rinnovare la licenza, altrimenti lui avrebbe continuato a correre. Cioè, veramente, ma Gianni Marchiol l'ho sempre, a parte che mi ha sempre consigliato, insomma, anche, no? Però ho sempre detto, spero di essere come Gianni Marchiol, perché carattere impressionante, passione mostruosa, insomma. Comunque, Claudio, giusto per farti capire l'importanza della tua presenza oggi in questa trasmissione, tu devi capire che noi abbiamo circa 30-35 minuti di spazio per la trasmissione e di solito a 37-38 il regista Francesco Tonizza interviene dicendo Boku Movonde. Siamo arrivati a 47 e lui non ha aperto bocca. Quindi pensa quanto sei importante. No? Quindi, guarda, possiamo andare avanti qua. In realtà, conduttore, io lo so dove vuoi arrivare tu con la tua però in realtà la dobbiamo terminare abbastanza presto, perché alle 20:30 devo fare online lezione di video editing agli arbitri di basket del Friuli Venezia Giulia, sempre attraverso questa piattaforma, quindi c'è insomma che quello. Però che ora scusami. Un butto di un'idea: abbiamo chiuso la prima stagione con Claudio De Cecco, potremmo cominciare la seconda stagione di BH Motorsport dopo l'estate con Claudio De Cecco, se Claudio è d'accordo. È stato un piacere, è stato un vero piacere. E poi, Claudio, io giusto per fare un po' non di pubblicità, ma di conoscenza anche di amici a casa, quando tu prima parlavi del rally di Alba, del nuovo pilota col team Hyundai, a me è venuto da ridere perché FVG Sport Channel e BH Motorsport comunque era presente anche a quel rally, perché uno dei nostri ex ospiti, nonché amico di tutti noi, è Fabio Gabrici della Cooking Around, che aveva un motorhome che dava da mangiare alla Hyundai. Di Alba, quindi come si chiudono le cose. Infatti mi è stato riferito, insomma, del Hyundai. Ho capito. Era e lui è di Cervignano, è di La Vicentina, lui, no? Con motorhome. Bene. Quindi io chiedo a Francesco, per così avviso anche chi ci sta guardando, quando andremo in la replica in sul nostro canale 113 Digitale Terrestre. Ma io ti direi stasera attorno alle 22. Ok, quindi stasera anche per te, Claudio, se ti vuoi rivedere stasera alle ore 22 il canale 113 Digitale Terrestre, potrai vedere la replica di questi 48 minuti che abbiamo passato insieme sulla pagina Facebook. Se volete rivederci on demand, FVG Sport Channel su Facebook, su YouTube, Dea Communication nel canale, o su Instagram, sempre pagina FVG Sport Channel. Questa sera, ore 22, Digitale Terrestre, canale 113, e lascio a Stefano la chiusura della stagione, della prima stagione di BH Motorsport.
Scusa Daniele, peccato che non c'è il direttore, perché stiamo per sfondare quota 900.000 visualizzazioni dal momento in cui è iniziato il lockdown, per cui andiamo verso il guardo lì. No? Quindi se vuoi che aspettiamo finché non le sfondiamo. Ma... potrebbe essere un'idea. Allora, quindi Stefano, a te la chiusura di questa prima stagione che l'abbiamo creato così, chiacchierando fra di noi di moto, dopo non so, sono giusto 35 anni che ci conosciamo, ma abbiamo detto perché non facciamo questa trasmissione, ed è nato BH Motorsport. Quindi si chiude la prima stagione, l'idea è tua, quindi a te la parola. Allora, io chiudo ringraziando tutti gli ospiti che sono stati con noi e Claudio che è qua con noi adesso in chiusura. Chiudo dicendo che Lorenzo Frasca, vi ricordate il nostro giovanissimo ospite, ragazzino di 8 anni che corre in moto? Prima gara della stagione, prima vittoria ragazzi, prima vittoria di Lorenzo Frasca nel campionato 250 con la Priglia. Bravo. Ecco, grandissimo, un mito. Rilancio dicendo che non apriremo la stagione prossima con Claudio, ma io la butto lì e voglio aprire la prossima stagione con sua figlia Lisa, perché la De Cecco Family è una sì ragazzi, è una famiglia da corsa, allora passiamo dal papà alla figlia più piccola che corre anche lei, ovviamente, segue anche lei la Friul Motor, ovviamente, e voglio che apra lei la nuova stagione, se Claudio è d'accordo, se non voleva essere lui ad aprire la nuova stagione. Ma anche tutti e due. Lisa è maggiorenne, può fare quello che vuole. Poi insomma staremo a vedere anche cosa succede a livello di lockdown e quant'altro, perché dopo la bellissima esperienza delle Home Edition chi può dirlo cosa succederà. Tu hai nominato Lisa, ma importantissimi per Friul Motor sono anche Marco e Mattia, che sono gli altri due miei figli gemelli, di cui uno si occupa della parte sportiva e logistica, mentre Mattia si occupa della parte tecnica del team. Quindi effettivamente siamo una famiglia impegnata tutta nel motorsport, insomma, almeno con i miei figli. Niente, vi ringrazio, è stato un piacere e quindi quando volete io sarò sempre disponibile. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie, è stato un piacere. Bene. Ottimo. Buona vacanza, buona estate, buona corsa e ci vediamo. Grazie. Saluto a tutti. Ciao. Buona Ciao serata a tutti. Ciao.